Buonasera a tutti, bentornati e bentornati qui al nostro comune, la nostra trasmissione. Dopo aver ascoltato Carlo Cimenti da Pancop, e vengo un attimo presidente di una società importante al territorio, la SECAB. Vengo Andrea Bozzus con noi. Buonasera. Allora, volevo intervistare un tic, innanzitutto, sulla situazione attuale. C'è la situazione attuale da SECAB e c'è la previsione per il bilancio 2016 che si sarà approvata nei prossimi mesi, nel prossimo futuro. Sì, dal punto di vista finanziario il bilancio che la Ringa ad approvare è migliore che dall'anno passato, che aveva risentito di problematiche ambientali, con pochi esplori che hanno creato un abbassamento sostanzioso della produzione idroelettrica e di conseguenza manco l'introito in tal globale. Diciamo che quest'anno la media, anzi come produzione idroelettrica, sono superiori al 10% che è la media storica degli ultimi 12-13 anni. Da che bande però non possiamo più pensare di bilanci sostanziosi come che sono stati fino a 2 anni fa, perché da una banda il prezzo dell'energia all'ingrosso è drasticamente diminuito, quindi possiamo pensare che negli ultimi 3-4 anni si è smieggiato e quindi il surplus di produzione che si va a vendere come al comporta un dimezzamento di entrate e di che altre bande viene una forte riduzione dai certificati verdi che saranno in scadenza tra 5 anni, ragione per cui a parità con una produzione un po' più alta di che è stata la media storica di questi ultimi anni, il bilancio però non sono più paragonabili e non lo saranno per un BLT che si è abituati fino a 3 anni fa per nota Baia dal 2014, che è stata un'annata eccezionale da tutti i punti di vista e quindi che è un bilancio che va per suo conto. Ecco. Sì, vuoi spiegare un tic, magari per chi non conosce, che sono i certificati verdi e come calaranno a calare e a sparire nei prossimi anni, in modo che chi non è dal mistero abbia un'idea di ciò che non spiega in questo campo. Ma il certificato verdi è una forma di incentivo nazionale dedicato a impianti new o ristrutturati in maniera pesante che producono energia elettrica da fonti rinnovabili. Quindi tal non si specifica se si tratta di certificati, ovvero di tariffe premianti, date se si fanno nuove centrali idroelettriche o se si ristruttura pesantemente di vecchi impianti. Con il completamento dal 2003-2004 della centrale di Noiari si viene usufruito di questi sostanziosi incentivi che tralasciando che è nata alta dal 2014 fino al 2013 è andata una media di circa 850-900 mila euro all'anno di introito sicuro, dove sotto che la spietta lì. Invece come calavano in scadenze dal 2016 sono stati spalmati fino al 2023 andando un quarto rispetto a prima, quindi si sindici in queste mancanze dei bilanci di queste tariffe incentivanti calerà comunque finita nel 2023 e da queste bande vince il problema anche dal crollo dal costo all'ingrosso dal prezzo all'ingrosso dell'energia, ragione per cui il surplus che è più o meno il 50% della produzione globale che ha SECAB viene venduto ormai a un prezzo smieggiato rispetto a quelli pochi anni fa. Quindi questa è la situazione attuale, il bilancio si va ridotti in queste ottiche. Va bene, allora, in che modo pensai, come consiglio, come presidente, pensai di cuviergi le smanchiate centrali dei certificati verdi che arriveranno in futuro? Ci si pensa di fare? Come i certificati verdi vengono sostituiti da un'altra forma di tariffa incentivante per cui realizza nuovi impianti
Diciamo idroelettrici nel nostro caso, ma in generale si tratta di impianti che producono energia elettrica da fonte rinnovabile fatte da un'esclusione dal fotovoltaico, quindi se si fanno impianti idroelettrici, eolici e similari, diciamo. Quindi noi in queste ottiche abbiamo la necessità di fare investimenti sui nostri impianti esistenti, quindi che sono i gioiellini di famiglia che dopo tanti anni hanno bisogno comunque di essere rimodernati e di che bande anche ora di poter fare dei nuovi impianti che però saranno comunque piccoli, però con la possibilità di avere queste tariffe incentivanti che a fronte di una bassa produzione in termini di kilowattora ti premia dal punto di vista di incentivi per una ventina di anni o una quindicina di anni come da io di le varie opzioni che sono sul mercato. A questo punto, visto che il decreto incentivante va in scadenza a fine dell'anno e si sta aspettando come nei prossimi mesi che escono le news bandos per poter si chiamano in registro in termini tecnici per accedere a queste tariffe incentivanti, stiamo quindi deciso di portare in avanti 4 progetti fondamentali per la società e per il futuro, sempre roseo dei bilanci societari, oltre che comunque va detto che certi impianti come quelli infrators in primis presentano certe criticità dalla linea di condotte che è Sodmont, che in una zona problematiche dal punto di vista idrogeologico, dove sono stati già spinduti a vonde bezze che permette in sicurezza il canale esistente. E ragione per cui si sta pensando di fare interventi importanti in un impianto che è ormai dagli anni 60 che hanno smesso di man, quindi effettivamente bisogna comunque di interventi perché continui a funzionare come è stato fin come in maniera valida e remunerative a livello societario. Quindi tu mi hai chiacchierato di infrattors e che hai dici vuoi spiegare un tic tal particolare? Sì. Che... Allora, diciamo che l'intervento più importante economicamente più impattante è quello di infrattors, ovvero venire rifatte l'opera di prese non più su palestre orografiche da but, ma su che sinistre all'altezza sempre dal punto di Cleules, per dopo corri con la tubazione nuova e io tutte interrate lungo l'argine, lungo i prati sulla sinistra dalla botte, per dopo ripassare sotto il fiume stesso e arrivata alla centrale esistente in Frettos che verrà ampliata per poter inserire una nuove turbine. Parallelamente verrà messo in mano anche alla condotte che laghes del Rio Aracli e va alla cozza che è subizzore dalla centrale stessa. Quindi quello è l'intervento più importante e oneroso e strategico perché la centrale in questione ha una produzione più o meno di un quarto di quel che è il totale di produzione globale di SECAB, das varie centrali di SECAB. E a cascade dopo alimenta per il 50% vuole crescere anche le centrali di musei e di noiaris. Quindi il metti in sicurezza e la moderna tubazione, opere di prese e impianti stessi di infrattors porta comunque benefici se metti in sicurezza anche che altre due centrali che tutte queste tre assieme a Spagna come dove a memoria produce circa il 70% delle energie elettriche rispetto al globale. Dopo che altri tre interventi sono più piccoli, sono di impatto economico ridotto, manco di un quarto rispetto a quello principale, cada uno. E una è l'installazione di nuove turbine in uscita dall'agua di Gin che vengono turbinate a Noiaris, quindi visto che è un piccolo salto in modo di quota da poter sfruttare, costi-benefici si viene valutato valide la possibilità di fare questo tipo di intervento qui. Un altro intervento che non è più derogabile è che l'ente da rifacimento, riammodernamento dell'impianto del Fontanon. Ricordiamoci che il Fontanon è il primo impianto
la storia di SECAB la risale al 1911, ha avuto vari interventi nel suo secolo ormai e più di vite, e come ha bisogno di fare un certo tipo di intervento, non mi divulghi, ma se dalla necessità di tutelare anche di tutelare la saga che vengono captate e quindi di un abbassamento dei valori di acqua che si possono captare e di conseguenza la necessità di fare une modifiche dai tubi, eliminando un tubo dai due e portando e realizzando un unico un po' più grande che partecipa più ad alto, che sono dei problemi tecnici e normativi che vengono a fare fronte e che vengono a approfittare come queste tariffe incentivanti che la ranno esaurimento per poter realizzare dei lavori. Facendo un parallelo con gli incentivi delle rottamazioni delle macchine, quanto sono alla senso rottamare le macchine. È inutile pensare di fare una rottamazione, un cambio di macchine a incentivi stiaduti, sarebbe una follia. Quindi, visto che come si impropria all'ultimo giro di boia, a meno di ripensamenti governativi in tal senso di incentivazione a fonti rinnovabili, e viene da approfittare, perché se no perdi un treno che non si riesce dopo di tenere al pal, paramonde, sperando che dopo venga fuori altre occasioni del genere. Questi incentivi che comunque insomma al momento sono lontani, sono incentivi sono rinasciuti, sono ridotti negli ultimi 20 anni per arrivare al discorso 20-20-20 del protocollo di Kyoto, ovvero a livello mondiale ed europeo e anche in particolare si è puntata ad avere almeno il 20% di produzione da fonti rinnovabili di energie elettriche. Noi come Italia si freggiamo di essere il primo Stato membro che con 5 anni di anticipo ha raggiunto gli obiettivi lì. Quindi siamo proprio i primi. Una volta ogni tanto siamo i primi, non siamo gli ultimi. Ma diciamo che questo settore qui è comunque la tecnologia, l'Italia in linea generale è sempre stata tra i primi. Se ne pensiamo che impianti solari per la ghettialde, quando sono partiti decine di anni fa, noi eravamo leader insieme ai tedeschi e ai giapponesi dalla produzione e dalla prototipazione dei stessi, e dopo per politiche nostre accelerate di valorizzare più le fonti non rinnovabili, petrolio in testa, carbone e via dicendo, per classe interessi di multinazionali o comunque di grosse compagnie nazionali, si viene lasciato stare quelle che sono le fonti rinnovabili per masse anni. Si capisce dopo che l'Italia è anche sempre il paese da che quando dopo arriviamo insomma all'ultimo momento, quando arrivano le infrazioni comunitarie, ti facendo un giro di vita, ti facendo delle leggi magari anche più restrittive o con finalità anche più alte che sono magari richiedute a livello comunitario, e inviato anche i bottini investiti grosse somme dal bilancio nazionale per interventi, da fattispecie sono stati chiesti su fonti rinnovabili e che hanno sempre permesso in pochi anni di superare abbondantemente il gap che avevamo prima rispetto a altri paesi membri. Però purtroppo c'è una programmazione ben oculata, ma sempre arrivando all'ultimo momento, insomma, ecco, o per evitare qualche multe o qualche, no? Qualche penalizzazione. È un vizio di che li scelta sempre all'ultimo momento, che l'Italia e i vari governi cambiano, però io dico che la sensibilità è comunque in certi settori altamente tecnici, probabilmente i inviati politici dovrebbero farsi un pelo da bande e ascoltare più le parti tecniche di cittadini, perché in altri paesi funziona un gruppo così, cioè il politico va da un tecnico e domanda ciò che ha bisogno di fare e seguisce quello. Invece che insomma che dopo che vengono fatte grandi tavole di lavoro, da che a livello nazionale si discute l'energia, da che va a finire, da che si può fare risparmio o utilizzo di nuove fonti, via dicendo, dopo entrano in giù le varie lobby che hanno altri interessi e si condizioni in tutto. E quindi dopo si arriva insomma dove corre. Le che parai se le succedute in tal settore, però dopo quando l'Italia è attaccata ad adottare in maniera anche più stringente, ha richiesto certe normative comunitarie,
allora mostra che il settore qui è arrivato prima di tutti gli altri, quindi come si può dire, volere e potere. Sì, Due di più. basta decidi e fallo, no? Come E ti appacca direzione. Allora, che quattro progetti che tu ci hai spiegato un po' più in tal dettaglio, concentrate si pensa di realizzare e sono dei rischi per il bilancio con queste spese per realizzare? Allora, tagliando più dal manco, se si smettesse descrivi un lampo che l'altro intervento. Sì, tre tu non hai sì, dei tre interventi, due ristrutturazione, ammodernamento dei gioielli di famiglia di Enfretors e Fontanon e che lati comunque su un impianto già esistente recupero anche dal saldo di quote che vengono iaris. In più, costi-benefici vengono valutati tra una serie di piccoli progetti che è possibile fare, remunerativi, che il tarrio di quell'altro. Diciamo sì, a Cleules per la via d'Aip, è che il piccolo rio che viene lì. Che sarebbe una nuova centrale, piccola di potenza, metà di produzione rispetto a che fa il Fontanon, quindi veramente un piccolo impianto, che però con queste tariffe incentivanti ha teams di rientro veramente interessanti. E chi passa al discorso prettamente economico, oltre che il produttivo. Allora, impianti che la ringa fa migliorerà la produzione, ma non potrà incrementare più di un tanto, perché comunque sono tre piccoli impianti e che il grosso si cambia in condotte, opere di prese, però la portata del salto alle simpichele, quindi la produzione in linea generale, seppur migliorare, sarà più o meno che è già come. Quindi diciamo che la motivazione, come che tu hai detto prima, è essere ridotta le aree a incentivi. Sì, ecco. Lo facciamo sono ridotte a incentivi. Al di là del fatto che su due impianti vecchi comunque prima o poi a togliere e rimodernare, sono ridotte le infrastrutture, che le strategiche, metto che un edito chiam fier, hanno slacchi che il tocco di monta lì subito a attaccare la condotta, che è il più critico, tutti gli attrezzi praticamente confermano un impianto e a metà regime a 3-2, quindi a conven fallo per diverse ecco si fallo. Hanno voluto tornare a chi su storie passate, anche dai bilanci passati, si sono progetti che sono quasi da chance, mettuti in varie relazioni di bilancio come progetti da fare, quindi noi che io mi inventi un consiglio, che sono che si inventano robe dal nuovo, quindi erano già dei discorsi che girano da Heinz e come non è più derogabile in fare certi investimenti. Tornando su la domanda, c'è impatto vorano. Sì. Allora, noi siamo molto con la regione, come è stato comunque in passato, a livello di richieste di finanziamento col fondo di rotazione per le imprese, il FRIEM, e la regione su queste casistiche qui e su quel che viene già discusso è pronta a dare dei mutui che convergono in 3/4 dall'operazione, il 75%, a un tasso di interesse fisso al 0,85%, quindi immaginensi che vuol dire fare un'operazione con un mutuo a un tasso di interesse solo dall'1% per il più fisso. Quindi diciamo che i 3/4 da importi che si la resa a investire avevano coperti comunque da questo fondo di rotazione regionale che avevano tornato in Tajans con un interesse bassissimo. Con un interesse bassissimo. Dopo che lato i quarti, comunque noi abbiamo a disponibilità, come a memoria, mi sono messo 3 milioni di euro, che sono gli accantonamenti dei vari bilanci, dei vari science, e quindi convergeremo al 100% queste operazioni qui. È chiaro che se la si indute in parte e in questo stesso periodo si dovessero portare in avanti tutte in uno stesso momento, l'impegno economico sarebbe a livello di mutuo alto, perché si ragiona di un mutuo all'inizio più o meno di 1,2 milioni annuo, però se non hai i numeri dei bilanci passati, che non vuole lato specifico di spiegare, diciamo che abbiamo fatto la lettura di un bilancio, anzi invidi i soci, sta inviato più che vengono a discutere da singole bollette, che è un aspetto contingente di mese per mese, se vogliamo capire come funzionano i numeri della società, vengono a discutere dei rigors che fanno parte di un bilancio, che spiegano l'energia che abbiamo fatto, che abbiamo venduto ai soci, che abbiamo venduto fuori ai soci,
in tal caso, in tal specifico, qual è l'impatto dei mutui che vengono affrontati. E qui ho sulle tabelle i riepiloghi dei bilanci passati, che dal 2003-2004 si affrontate serate di mutui di 1.117.000. Quindi non è differenza, come è sempre manco la 300.000 che vengono in carico. E lì era da pagare investimenti come che da centrale di Noiaris, quindi che erano stati importanti. Quindi storicamente la SECA, negli anni passati, ha affrontato le spese attraverso i mutui tipo queste, che non pare rimane. Sì. In una situazione... Quindi è già verificato che sono già state sostenute queste cifre senza fastidi. Senza fastidi, diciamo. Beh, claro, ma vuoi dire, senza mettere in pericolo, ecco la... Difatti, se non io dico qualche era la montata del prestito sociale e chi ha fatto una chiesa, cioè un prestito sociale, sono dei beni che i soci vanno a prestare alla società, in tal nostro caso a SECAP, in funzione degli investimenti che la società intende fare. Sì. Magari viene travisata io più come un deposito. Sì, attualmente tante ente lo pensano più come un deposito, però no? un prestito è normativamente tabagliante al nasce con una certa finalità, che è che li fa investimenti. Scerando queste parentesi qui, si può dire che comunque in che anche i mutui erano a un livello così alto, a fronte che esposizione di finanziarie, che dopo un'esposizione tutelate dall'ipoteca che avevano fatto sul plan stesso, quindi a noi è un errore, cioè noi che accogli il monte di facendo un'operazione di mutuo a quel livello lì, se si arriva ad avere dai immobili, dal nostro caso, le centrali stesse, che fanno le garanzie. Comunque passerà il discorso in che l'ANS salì si aveva più o meno un prestito sociale di 3 milioni di euro, eventualmente, che si poteva eventualmente attingere per far fronte a certe spese. A voi lo vin di 6 milioni, più 6 milioni e 2, quindi sono 2 viazze mieci, più o meno in più di cicalere all'epoca. Quindi diciamo che in linea generale la società tra i mutui che vengono incontrati ha un tasso veramente basso e che viaggia in 3/4 dell'operazione. E la disponibilità economica che già è stata accantonata che è di che bande comunque una sicurezza, anche se dovessi commentare anche di attingere a un prestito sociale, problemi non si hanno. Però se non hai di qualche lei dopo anche il quadro economico, ad esempio, dal progetto più importante, che è l'Infrattors, a chi congiuntamente è stato fatto un quadro economico di l'intervento unitamente con l'ingegnere incaricato di fare il progetto e con il responsabile interno dell'area di economica e contabile da questa società. Sì. A SEO, per esempio, che i risultati che si scelgono dal primo al 10° anno, tra costi di investimenti e ammortamento comunque degli investimenti che vengono fatti, la produzione che viene generata da questo impianto qui e la valorizzazione economica date da questo non più certificati verdi ma tariffe incentivanti. I detrati, i mutui che sono di pagare, manutenzioni, i canoni, sovracanoni e via dicendo, senza pagare tasse all'ordo di Ginda tasse viene fuori circa 400.000 euro. Allora se noi sommiamo 400 chi e altri svoli cross, 200.000 euro e che altri implants, con teams di rientro in 12-13 anni, in queste operazioni, io dico che arriviamo in che dico che avveniranno, spariranno totalmente questi certificati verdi, e vorrei la possibilità per dai 15 ai 20 anni di vedere queste tariffe incentivanti da operazioni che già da prima anno ti tornano a portare liquidità, più entrate, con le entrate più alte si sbassi dopo anche le rate di mutuo, si arriva comunque a tenere su un bilancio in linea con che è stata la media degli anni precedenti, probabilmente un quarto più basso, però a voli dovresti essere qui i numeri. Quindi l'obiettivo dal Consiglio di amministrazione è unanimità e tenta a precisare perché su nuovi consigli tutti hanno votato e hanno portato in avanti questo tipo di progetti, queste progettualità, a indirizzare a sostituire gli introiti che vengono dati fin con modo di certificati verdi, ma che si sono già sbassati,
e in tal stesso tempo ammodernare e fare anche nuovi impianti che restano dopo gioiellini all'interno della società che noi... Che continuino a rindi dopo, sì, a rindi di più, renderanno di più. Cioè, quel che io dico, noi, io chi sei un amministratore, l'ultimo arrivato come presidente in una storia di decine di amministratori e di presidenti. La SECA è nasciuta dal 1911, mi auguro che farà la festa del bicentenario, qui noi ne vots, tra più di 90 anni. Quindi noi siamo qui a fare queste operazioni, da scelte, stalotiche, di dare continuità a quella che è una realtà economica e sociale, territoriale di altissima importanza. E te lo dici anche quei numeri che porta SECAP sul territorio. Perché che se voi leggete sulla relazione di bilancio annuale, è anche il passaggio da che si dice, oltre al sconto luce, sono i vesi che stanno sparagnati all'incirca un tot di bezzi, perché le tariffe sono più basse, perché sono autoproduttori e perché vengono tutta una serie di motivazioni date appunto di essi proprietari e soci da centrali, da linee e via dicendo. E di essi quasi autosufficienza, manco il parnuf di Schmeischalan. Quindi, allora lì salta fuori, una tabella che mi sei fatta anche perché come vi da là discuti anche in regione su certi aspetti che magari poi possiamo intabagliare anche dopo, di quali che sono stati i benefici che negli ultimi 12 anni, 13 anni ha comportato essi soci da SECA. Tra che è la tariffa di gin scontate, che non sono gli oneri di sistema, la componente 3 che tu vorresti se tu fossi per esempio contunate con l'Enel di turno, sì. via dicendo, più il sconto luce che in base a diversi bilanci viene erogato annualmente. Cioè chi si inquadra 17 milioni di euro in 12-13 anni. Quindi cioè, io mi domando, con una media di 1,4 milioni all'anno, cioè, chi bisogna fare un ragionamento solo. Noi su 5.500 residenze voli croce che sono in 6 comuni all'area SECAP e arriviamo a mettere da banda una cifra di questo tipo qui, sì. che non è poco. No. Magari l'utente normale con una potenza impegnata di 3 kW, non è che la senti tanto una differenza, però che sono imprese che danno lavoro sul territorio e tutto, attaccano a essi da situazioni concorrenziali, rispetto a ciò la realtà fuori da qui. Quindi questo è quel che è stato generato come richieste indirette o dirette, ognuno fa la sua magari come che tu dicevi tu, normalmente hanno il pensore queste robe, no? Un che pensa a Corinto che l'ha in chiesa hanno il magari non diventa il chiave di pensare alle imprese o a no? Però in effetti dopo è tutto un discorso più grande di considerare. Insomma, sì, il tessuto economico e sociale è diversificato e vario. In questi numeri si capisce che comunque su 5.000 abitanti 1,4 milioni più o meno l'anno di risparmio sono robe da poco. Dopo io e tabai in parallelo ciò che si potrebbe fare sul risparmio energetico delle abitazioni lì non entri come che non è il momento di tabagliare da specifici di queste robe qui, però la mia stima sono altri 2 milioni e mezzo all'anno su questi 5.000 abitanti, perché in essi 4 milioni all'anno. Se si fanno politiche orientate all'autosufficienza energetica, che era il progetto che è già partito qualche anno fa su 10 comuni tra l'Alte Val, Comelians, dopo d'Arte, Giù e Paular, e che è il live motive, o come si pronuncia, dall'Alto Adige, perché l'Alto Adige negli ultimi 15-20 anni ha fatto un salto in tal settore dall'energia, risparmio energetico, produzione di fonti rinnovabili, autosufficienza e quant'altro, che ti porta a comuni tipo Prato de Ostelvio, da quando è una cooperativa elettrica al pari di noi, che dal 2010 sono autosufficienti dal punto di vista energetico, fatte da un'esclusione dei trasporti, ovvero la benzina o il gasolio, purtroppo tu continui a adoprare e comprare per muoverti con i mezzi. Però dal punto di vista di corrente elettriche ed energie termiche sono autosufficienti. Allora
Sì, Diciamo che quella è l'obiettivo, la cascia di puntare di che bandi, ma diciamo, la comunità no? europea sta puntando su che i prossimi 30 anni si che sui 20 Stati membri verranno erogati 400 miliardi all'anno di contributi per l'efficienza energetica. Quindi il futuro è questo. Noi siamo in una situazione che l'autosufficienza energetica e elettrica la vince già, anzi, i vendiamo più tanto di quel che do prima. Tachin ha ragionato su l'autosufficienza dal punto di vista di esigenze di riscaldamento che in un'area montane e alpine è dominante più in modo che è il certo. fabbisogno elettrico a livello di Molto kilowattora. importante. Si tabai più o meno l'85% di energia va dal termico e il 15% va dall'elettrico in una chiesa normale. Quindi che per farvi capire che Prospettive. sfaccettature se mi robe da iodi. Sì. Noi come SECAB, podin che attacca a pensare di poca sull'utilizzo invece delle stialdere tradizionali, a GPL, gasolio, metano, a sistemi a pompe di calore che possono essere ad aria, ma sono poco indicate in zone climatiche neste piuttosto che con sonde in profondità, o se no nuovi implanti ibridi che sono praticamente da stialdere a gas con abbinate a pompe di calore, tutto imposte dalla macchina il prezzo dall'energia e in base alle rese o ti fai il sistema a gas o ti fai il sistema elettrico. A seconda ti dice che convendi più in quel momento. Sì, in un'area come la nostra, non fai l'anno ti fai energia termica dall'elettrico con una rese di 3-4 via superiore, quindi 1 kW elettrico a ti rendere 3 o 4 termico. Quando la temperatura esterna invece è bassa d'inverno, alla resa a metano, quindi non mi voglio soffermare su questa spiega. Magari spiega. tornare un'altra sera per fare un'altra interviste specifiche su questi argomenti che sono interessanti e che meritano magari di essere approfonditi in un momento, no? Cioè dedicati proprio a questi argomenti, perché è interessante col pardutto, come tu hai detto tu, il problema del stialdaci è veramente che il canus porta più energie e tante gente forse non è informate bene sulle possibilità che sono, no? Magari tante volte si continua a fare che si è fatto fin come c'è là magari c'è novità, perché magari non c'è competenza, a sapore di sbagliare perché non si conosce le robe, no? Quindi forse se ha vinto un tic di più e ragionato un tic di più, anche la int forse può dare sentire a altre decisioni, no? Perché sicuramente quindi ci riserviamo una tesserata su che stessa. Se l'interesse o volentieri venga dal contributo su queste tematiche che mi ormai impegnata al 95, quindi diciamo che sai ecco da Castalante l'Europa, diciamo non il mondo perché è l'Europa che fa da capofila in certe tematiche, che è più sensibile, che ha più bisogno di essere autosufficiente, non dipende né da Russia né da Arabia. Che ha una sensibilità ambientale anche più alta, quindi noi siamo leaders a livello mondiale ormai in Europa e in realtà come l'Alto Adige che ci fa premi in questo settore qui a livello europeo, quindi basta no, scimmiottare ma comunque ti allacci che fa di buono, imparare di buono o in carenze e portarlo qui da noi e un più un al fast in automatica, ecco. Sì, Quindi, sì, tante volte basta essere nome braccio a imparare da cui ha fatto prima, no? C'è là tanta ci riuscinotti, no? E perché loro hanno fatto anche degli errori prima, e come viene anche l'occasione arrivando un po' dopo di imparare certi errori e di ottimizzare certe scelte tecniche, dopo come gli ultimi 10 anni in questo settore qui è stata come una rivoluzione copernicana, sia a livello di riqualificazione energetica che di sistemi alternativi di produzione di calore. Quindi anche a livello nazionale detrazioni fiscali sempre al 65%, se non si approfitta come come tornato al discorso di prima, non approfittare dalle tariffe incentivanti che lo Stato dà come per mettere in plan che prima o poi toccherà comunque mettere quindi questo è un invito a non tenere i bets sotto un materasso o in un conto corrente che non ti dà nulla, magari investire sulle proprie chiese che dopo ha un rientro veramente interessante in termini sia di tasse non pagate che
di bollette non pagate, che dopo di benessere dentro e di comfort, quindi è tutto un discorso, ma dai, che lo fa affrontare se vi vuole una Allora, occasione. torniamo al nostro bilancio che ti accaravi, quindi da ciò che hai capito, se hai capito bene, tra il fondo di rotazione delle imprese, calculiarci più o meno il 75, Sì. i bets accantonati che sono, in teoria non ci avresti neanche bisogno di attingere dal prestito sociale, no? Se tutti gli interventi avessero la necessità di fare partita allo stesso momento. Ecco. È chiaro che come se io ho la tabella, un tic che viene, la tabella di marcia che viene tutti da ITES autorizzati, no, tocchiamo fier, sperando che non vengano fuori sorprese o novità burocratiche in regione, dove adesso in man le concessioni tra fin di quest'anno e la primavera, diciamo, tra l'inverno, d'automno-inverno 2017 e primavera dal 2018. Dopodiché tu hai tempo 24 mesi salvo proroghe per attaccare il lavoro e 40 volte per finire. Sì. Quindi in questo arco temporale qui in 5 anni si può anche pensare di attaccare a fare interventi in maniera scaglionata. In modo da non di nuove sovrapposizioni e arrivare a fare un certo ragionamento, ma che il comune masse d'ore perché in modo da capire, ad esempio, i quadri economici che portano in circa 11 milioni di euro di investimenti sono stati tenuti in maniera cautelativa a che livello di licenze detrae che scappano le economie fatte con gare sverte per fare i lavori. Già facendo un certo discorso per spese tecniche, si viene sconto al 50% su spese tecniche, perché l'anno a trattare su più di un progetto claramente si arriva a sparagnare. Sì. Parallelamente, le turbine che hanno un costo veramente alto, si può togliere che è il top del mercato o anche soluzioni intermedie. E lì per essi su un globale così, anche 1 milione e mezzo di differenza al colpo. In più, su passò per le sedie che sono state starate su un prezziare comunque pubblico, si sa che le imprese si possono arrivare su questo lavoro qui anche a un 10% di ribasso tranquillamente. Quindi diciamo che noi si teniamo largo, sapendo che dei margini comunque di manovra al loro interno, anche perché possono venire fuori imprevisti invece o altre situazioni che come le migliori teni precauzionalmente fuori e alta la valutazione economica. In maniera di essere pronti, casomai, a affrontare anche qualche imprevisto. No, perché se dopo noi togliamo in considerazione la centrale che a Buenos sta generando certificati verdi, che è di Noiaris, che è stata realizzata sì all'inizio degli anni 2000, inaugurata come non penso se 2003 o 2004, però l'iter autorizzativo è partito nel 1980 quindi possiamo anche capire che dopo partisce un iter autorizzativo, arrivano le autorizzazioni, poi installare in stand-by intanto che tu finisci magari di ottuare altre esigenze e dopo fare le partite, io dico però di non perdere l'incentivo, che è la roba più importante. In che anni salì erano stati finiti dall'86 i lavori di musei, dal 91-92 a memoria che di Mieli e quindi erano già due centrali importanti perché assieme dopo a che è stato fatto di noi si fanno i 2/3 da produzione totale. Quindi in quel momento lì si è dilazionato evidentemente anche l'avvio dopo di un terzo progetto importante. Se non si caso invece si tiene a avere un importante parificabile a quelli di noi che è quelli in frettors. E che gli altri tre sono più piccoli, quindi si può valutare dopo effettivamente si fa o non si fa, vale la pena di scegliere, però l'importante è avere la concessione in mano, perché c'è di che non si fa nulla. Farò l'incentivo e poi si pronti a partire dal momento che si decide di partire. No, sì, perché se noi diciamo come l'ultima graduatoria di registro che è stata formulata a fine del 2016, sono entrati in graduatoria 4 impianti in Chiarnie, un su Aprat, un ad Arte, un a Paular, forse due e un ad Avar come a memoria, di cui andare in impianti che avevano la concessione in mano dal 2014. Quindi tu puoi capire che uno aveva la concessione in mano, qualche uno addirittura aveva anche già fatto, accettava di mettere
a regime in tal momento che venivano fuori certificati. Sì. Quindi è tutta un'operazione che uno ha da valutare per non fare il passo più lungo di gambe, però l'importante è avere la stiarte in mano, perché Sì. sennò senza di che Non tu fai non si fa nulla. Quindi Sì. uno fa una chiesa se ha la concessione edilizia in mano, non è che si mette a fare le cence. Certo. Fatto salvo che in certe zone d'Italia Sì, perché che la Leonati discorsi. Che Leonati discorsi. Quindi no, la mia domanda è sul fatto di togliare o non togliare il prestito sociale, alle nome per eventualmente rassicurare, perché purtroppo alle brudilu, ma dopo l'esperienza di Copca, io penso che tante int, specialmente che magari enti come me, che hanno anche queste grandi competenze, non hanno la capacità di valutare, tante int magari ha paura delle novità, no? A sinta cercherà di investimenti, e vengono magari un tic sa studi, no? E allora, perché gli ho fatto queste domande sentivano specifiche, troppe del Cuviert, dal FRIE, dal Fondo Regione, troppe della cantonata, no? In modo di rassicurare la INT su qualunque dubbio, per rendersi conto che si sta facendo ragionamenti con prospettive, con conza alla mano, insomma con competenze e sapendo che il passo è di fare da ora da diambe, insomma, senza esagerare e senza la circinotto, no? E quindi insomma ecco che la Lere, perché l'ha insistito forse un tic di più, no? Beh sì, mi parlerei su... è giusto, insomma che sì, se una roba è ben fatta, ben organizzata, ben fatta, è giusto che la Inta sepi e cassetti rassicurate, insomma. L'importante, la secca è importante, è tal cur di duccia, è importante, quindi duccia vuole che funzioni bene, che resti bene, che resti una ricchezza, e appunto come che tu dicevi tu, fra 100 anni per i nostri nipoti, no? No, difatti volerei fare un inciso su, pur conoscendo marginalmente la situazione di Copca, però un tantino diverse, diciamo. Al di là del fatto che lì le scelte strategiche immobiliari più devastanti per il bilancio, ciò che si è capito è stata la realizzazione di un magazzino, di un deposito ridimensionato e localizzato ormai in maniera decentrata rispetto che il creare i punti ormai di vendita e altri veneti che la Copca aveva odierno dagli ultimi anni. Però lì stiamo attenti che lo dimostra insieme a inchieste giornalistiche, Sparditi stesso report ha fatto una bella inchiesta in tal senso. Le cooperative di consumo, tante, troppe, stanno in piedi con il prestito sociale, con l'interesse generale del prestito sociale. La nostra è una situazione diametralmente opposta. Chi ho avuto che praticamente in 13 anni la sommatoria tra da ciò che viene ottenuto, reinvestendo i beni che non vengono prestati dai soci in banche, il net che è tra quel che riconosciamo al socio e quel che si tiene noi al nostro interno, è stato un totale di 460.000 euro in 12-13 anni. Sì, che è una piccolissima parte rispetto, no? Se noi facciamo che la somma di tutti i bilanci dello stesso periodo al da come utili 2.450.000, sì, è chiaro che il prestito sociale non c'entra nulla con no, cioè, o faccio una piccolissima parte, è una parte insignificante, è una roba 32.000 euro all'anno. 35 di medie, negli ultimi anni che andare in più i beds all'interno. Quindi le entrate hanno arrivato da che? Hanno arrivato da che? Di che altre però, per tornare così scerino il discorso, per capire l'importanza di questi investimenti qui, a fronte di 2.400.000 che sono la sommatoria di questi di aiuti maturati, e vengono 11 milioni di certificati verdi. Quindi se noi usiamo la resta in soldi 2 milioni e mezzo. Quindi è chiaro che bisogna organizzarsi per quando non saranno più i certificati. Il sconto luce in sé ha generato quasi 3 milioni di euro, che si vuole dire che se non hai certificati verdi, per stare in piedi col bilancio non hai più da dare il sconto luce.
se non fai nuovi investimenti Tu scusi ha un'altra forma di entrare. in una situazione del genere, in 12-13 anni vorresti generare 376.000 euro di utili e no 1.450.000. Sì. Quindi bisogna capire che da volino là. Cioè bisogna capire bene che c'è i certificati verdi, l'utile non sarà stato mai ciò che è stato comunque. Se racing a pareggio e vorresti una tariffa comunque il 35, il 40% più concorrenziale rispetto a che può essere l'Enel di turno, per intendersi, per lavorare in maniera semplice, che tutti capiscono. Quindi diciamo che le tariffe in sé non si toccherebbero. Il sconto luce finale a fine dell'anno non potrebbe più essere che le una volta, però diciamo che un terzo abbondante di benefici rispetto a che stanno più in so di noi, più in là da svalare servizi da altri distributori, alzaresti comunque in sé, però non tu genereresti neanche un surplus da investire al domani e si fermeresti un'attività aziendale in questa maniera qui, perché 376.000 euro vuol dire che vorresti un utile più o meno di 30.000 l'anno. Sì, calcoli che le mutualità sono 20.000 l'anno che vengono elargite, quindi alla fine tu resteresti con noi. Quindi che sta qui, dopo si può ragionare che in passato la scontistica era più alta di che è stata fatta negli ultimi anni, però modulando la realtà è che non si nominano anche che le cooperative dell'Arc Alpin sono la stessa situazione che di avanti i certificati verdi, i bilanci non sono così rosei come sono in questi casi. Quindi diciamo, noi veniamo da lavorare per fare in modo che certi benefici, il benefit all'inglese, avete un prosegue o al manco per i prossimi 15-20 anni. Dopo sarà anche che vengono dopo di nuovo amministratori a fare la scelta che sarà opportuno fare in quel periodo lì. Volte, quindi magari la tecnologia sarà anche altamente cambiata. Quindi chi ha un'altra forma di entrate al puesto dei certificati verdi. Sempre lavorando al settore di interesse che è la produzione idroelettrica da noi, come stiamo facendo un piccolo studio periodico tipo l'eolica. Scusa se ti interrompo, perché dopo tu mi conti senti dall'eolica, quindi tu mi hai già risposto perché io come ti avrei domandato. C'è può essere succedi se non facessimo investimenti, cioè se la SECAB non facesse investimenti per sostituire, per l'ammodernamento, che tu non hai scontato fin come, quindi tu mi hai già praticamente dato la risposta, no? Sì, diciamo invece di dare una scontistica che la media degli ultimi 12-13 anni è stata del 50% rispetto a che una tariffa e una bolletta pagate dai nostri amici al di fuori dell'area secca, saresti comunque intorno al 30-35% probabilmente, però non vorresti la possibilità di mettere da bande accantonare dei pezzi che comunque ti conventi prima o poi. Per rimodernare, per... Sì, all'estate abbiamo fatto un bel lavoro di interamente di linee, negli ultimi anni, sono ridotto queste medie tensioni, in modo dopo anche di nuove interruzioni, cause, quante sono situazioni meteorologiche sfavorevoli che ti colgono in armi, metti su pas linee, via dicendo, quindi le sta fatto un investimento con le cabine primarie, diciamo che tutta una serie di infrastrutture a corollare come sono a vonde complete sentie. Come però è venuto il momento di tornare a bombe, diciamo, ovvero fa investimenti su produzione che sono che ti fanno stare sui bilanci alla il fine. Bilancio, quindi questo è il sunto, diciamo, e gli obiettivi che mi pongo personalmente assieme al consiglio di amministrazione. Sì, chiaro. Ti ha interrotto, vuoi finire di spiegare il discorso dell'eolic? Ma l'eolic come stiamo valutando un mini eolic se la possibilità di essere fatta già dal bilancio del 2007 si trattava di studiare fonti alternative di approvvigionamento così di produzione. Noi l'eolic, la panacea di tutti i mai sono ridotte in zone come la nostra che non sono altamente ventose come il centro-sud Italia, zone di mare o via dicendo, però visto che su quel canale dal Flum attira una certa area, giusto voi è arrivato in sede un anemometro, ovvero un strumento per misurare
e memorizzare dopo i dati, in modo che come lo mettere in 2-3 punti, se in qualche può essere più strategico per fare un ragionamento, se vale la pena o no. La produzione sarà bassa, però l'incentivo sulla produzione dall'eolic supera addirittura che dall'idroelettrico. Quindi un impianto che tu spendi, se ti danno 50.000 euro, se ti rientra in buon fines, sì, vuol dire che dopo comunque ti produce, vai avanti, dopo l'idea poi si che di oggi se un piccolo impianto ci impatta là, la Enci che può pensare di oggi un pale o manco su il territorio, perché le centrali idroelettriche hanno anche impatti rilevanti dal punto di vista estetico. Un pale comunque lo ha, però di che te bene, tu stai in socio che dici, non mai di là dal confine si fanno le spalle, se cano se la fanno, allora studi in sore la fattibilità manco. Si poteva fare in passato il discorso fotovoltaico, come non esistono più tariffe incentivanti su di lui e quindi i costi-benefici sono là. Non vale più la pena in questo momento. Dove il privato, se lo fai per suo conto, mettilo in detrazione al 50%. Allora lì a poter avere un senso, ma a livello aziendale, come purtroppo non vale più la pena. 5-6 anni fa all'era un bel business, come no, non le magari al tornare a fuori tra qualche anno, che come con il COP21 di Parigi, che dopo il protocollo di Kyoto, il nuovo protocollo che è di Parigi, vorrei salciare per l'abbattimento dell'effetto serra e dall'innalzamento dei 2 gradi di temperatura di globale, vorrei spuntare a portare le rinnovabili al 35%. Quindi secondo me noi abbiamo fatto fatica, abbiamo lavorato tanto in che senso che per arrivare al 20, per arrivare al 35 bisogna lavorare tanto. Quindi saranno investimenti? Probabile che in futuro Alca può ritornare fuori. Se torna fuori saranno in prima linea a valutare costi-benefici di tutto questo. Se no, come Cumò, noi si inclamiamo a fare investimenti sui gioiellini di famiglia da mettere a posto e su altre possibilità. E considerare l'eolic, da considerare per io che vale la pena. Darà poco, non si scende in grandi robe, però sa, tante sgote si fanno al macolo una sele, non pretendendo di fare un mar, ma comunque se io che metti i pezzi in banchi ormai 20.000 interessi nullos, e io che 50.000 euro mettuti in una palla mi rientra in 10 anni, tu puoi ben capire c'è tasso di interesse che ha, una roba che non te la dà nessuna banca, nessun prodotto, o obbligazione o quant'altro finanziarie, quindi cioè, tante piccole robe si portano a chiesa un tic. Perché dopo comunque la palla ci stanno orientando, dopo però tal tempo, no? È sempre come che tu dicevi tu, un tic qui, un tic qui, un tic qui, insomma tutti insieme al down e man. Se dopo la tariffa è incentivata alla premia, a quel punto lì si può fare un ragionamento. Non sarà che l'indirizzo principale, però il sistema viene per no al macro si ha numeri alla mano, perché se non si tabacca con numeri alla mano, certo, sì. Si è il sentito dire macro da res o da res. Numeri sono numeri, chiacchiere sono chiacchiere. Quindi per i numeri bisogna fare prove, di capire, impegnarsi appunto a fonte, a sviscerare ciò che si può fare. Va bene, tu mi contavi salc prima anche sull'internet veloce e sulla mobilità elettrica. Vuoi tu spiegare idee per il futuro, c'è che sta così? Quello che vuole in pentola. Quello che vuole in pentola in un futuro forse meno immediato magari, no? Rispetto all'ammodernamento, no? Ma forse potrebbe essere in un futuro più immediato. Più immediato, continuous c'è che stai. Ma allora, noi come abbiamo finito perché altre settimane in un studio di fattibilità per portare da un servizio sul territorio, sui nostri socios, con la banda larga per portare internet addirittura ai 100 megabit al secondo, quanto l'area di montane per normative, per obiettivi comunque nazionali, basta essere 30 per diti. È un progetto oneroso che però come stiamo già in bastanti contatti insieme alla cooperativa idroelettrica di Forsisore, che è la nostra in cucine in che sta tra le Valade, e con Massaruto che è il distributore del Tarvisian, che lui l'ha già attaccato, che discorsa qui di dà un servizio aggiuntivo sul territorio, qualche poessi dell'internet a bande larghe, che al di di way l'internet è l'autostrada tecnologiche dal terzo millennio
e hanno richieste sia non ludiche ma proprio produttive, necessità di essere competitivi sul mercato, Sì. che portano a di dare un servizio comunque di comparto turistico che richiede tutto un certo sistema di servizi dati alla clientela che ti portano a di internet come calmante a una certa prestazione, a una certa velocità, talare le nostre montagne da svallate, è un handicap rispetto a altre situazioni che tu ti vai in Slovenia e le due tornate in monte. Sì. Tu vai in aree rurali dalla Cina e all'internet veloce non lo vedi, cioè vende a ridi. Vende a ridi che si sente importare sulle fibre con quel progetto regionale finto ai comuni e come non si può non mandare dopo qualche fibra per arrivare dopo o con un progetto più ridotto dal punto di vista economico con le parabole in wifi o con un più corposo via fibre ottiche interrate linee arrivanti su ogni contatore o comunque su ogni chiesa con l'internet veloce a farlo potendo usufruire di infrastrutture che ormai da anni sono già state sposate da parte della regione e che dagli ultimi bandos che ha fatto per dare in gestione a un provider di turno non c'è nessuno interessato a dare un servizio del genere a su. Claro che se la politica in senso alto a livello regionale a mettesse sul piatto qualche centinaio di miliardi di euro al macul, un certo ragionamento lo potresti fare e sarebbe un servizio. Perché quando io quando a oltre svoltoi in uno di quei due paesi lì sono venuti su a vivi due graphics di Milano che lavorano per la Mediaset, per Comics, per Diadora, non sai, cioè, e che loro hanno mollato Milano e sono venuti su a comprare chiese, vengono a stare lì. Quanto io ho uno dei miei clienti che fa la chiesa, che lavora con l'Universal Picture di Los Angeles, sta a Testeons. Cioè, capito che è un mondo che si può essenziale, cioè, magari che internet venga dove per stare lì a giocare e fare maccacate. No, è essenziale per lavorare proprio. Cioè, e tu puoi portare in un territorio come il nostro e a lavorare certe persone di particolari che hanno un valore aggiunto o reclamo in più sul territorio stesso. Quindi diciamo che al di là di tutto il costo più grande che si affronterà a fare l'interamente delle linee è valutato con incidenze per connessione intorno ai 450-500 euro su utente da ciò che è venuto fuori. E vi fate conto che se tu dassi in gestione una linea, il canone che un provider al mese sono intorno ai 5 euro. Quindi vuol dire che in 100 mesi, in 7 anni, si è ripagata l'operazione. Quindi, cioè, che diventa anche un ragionamento che si può fare economicamente in Tabaiano. È chiaro che se viene a partire senza contributi o finanziamento, come fa un'operazione del genere, è impossibile. È impossibile, non la senso, cioè la resa a distrae forze economiche da altre che sono importanti per il proseguo secolare dell'azienda SECAP. Però, visto che nessun altro sta facendo un certo ragionamento, SECAP sul territorio, con tutte le linee scale, la possibilità di correre il corrugato e via dicendo, si mette a disposizione. Dopo valutare se è meglio fare un progetto a wifi che costerà 3, 4, 5 di macul, su che non hai dati, ma su che sull'internet veloce in fibre ottiche lo hai, e ragionare se fa o se non fa. È claro che questa è una roba che a partire da si sta ragionando e che forse magari anche queste, se tuttora magari fra qualche mese, fra un tic di tempo, tu puoi risvegliare magari forse più qualche novità più ma io spero di poter dire in assemblea al mese di mai sta dall'arte in che occasione lì qualche è perché come ho intaccato finalmente con queste settimane dei numeri certi sicuri per sentarsi come dai taulini che a Coventi e a Conti per discutere se dopo l'interesse visto che sta sempre nella boccia di dare una mano a questo mondo che si sta spopolando, di dare servizi, di venire su con internet, come quando è un studio effettivo e quando è dei soggetti che si possono fare da partner a servizi, e vuole che di oggi
se sono chiacchiere o vere volontà. Verità. Quindi noi si mettiamo a servizi, dopo conta la mano, ragionare che si può fare, che non si può fare, però non stiamo le porte, anzi la stiamo virgin o spalancando in questo settore qui. Che si declara sono ridotti a chi stanno che controllano e che fanno la politica ai livelli alti, che noi siamo presenti su queste problematiche, noi che di forza vengono da ora, il televisione e quindi cioè, non si può dire che non sono i soggetti con i quali si può fare un discorso. Se non lo fa la Telecom, che non ha l'interesse di venire su per 4 diaz che siamo noi che siamo sul territorio, che vengono da un servizio ed evitare che la nuova generazione si vada in altre bande, sentiamo per il motivo che non arrivano a connettersi per fare la tesi delle lauree, mettendo o monade, tra virgolette, di un servizio. Cioè, se no, dopo i numeri si dice che si può rientrare e si riduce un contributo di 10. Quindi, io diciamo che va in avanti. No, sì, che. Dopo io dico che gli altri, se vogliono stare o manco in certi discorsi, portare in davanti assieme. Ecco. Ok, bene. E sulla mobilità elettrica? Mobilità elettrica. Allora, croce delizia di aree alpine, tal senso che la mobilità elettrica sia a livello comunitario che a livello nazionale sta poccando tanto. Perché è un discorso di basse emissioni di nulle se vengono generate, se vengono richiamate di una macchina elettrica o comunque un mezzo che va come inquinamento. Andare da criticità magari sul discorso di batterie, durate, smaltimenti. Per le batterie vengono tutte le macchine normali, saranno più ridotte, ma comunque sono, e le macchine normali sono, cioè le macchine elettriche non sono numericamente taglianti rispetto a quelle tradizionali, quindi diciamo che sono discorsi che sono da valutare per il paese ponderale che ognuno ha. La mobilità elettrica, c'è che la intendiamo e vinto il partner austriaco di là dal confine che l'ha già attuata, ma sull'area stiale addirittura alimentante dai bus, quindi cioè no, come la piccola macchinute. Sì, quindi per il trasporto di più persone, pubbliche e tutte, loro lo hanno una trentina di macchine private, quindi stanno girando con macchine elettriche di là dal confine, però hanno anche una vallata orientata est-ovest in plan, che quindi poi in là con un piccolo dislivello da Mauten a Ermagor e viceversa, quindi lì già la situazione è diversa. Una morfologia, quindi la morfologia nostra svantaggiati di che bande. Sì, ti parte a togliere una macchina elettrica e girare con una morfologia così articolate come la nostra, noi che avete il senso veramente alto che si potrebbe pensare che costi-benefici sono i viaggi che tu richiami da batterie, aperto un tipo di memorie, di richiami, come che succede ai telefonini per tagliarsi in maniera proprio semplice. Quindi diciamo che l'orientamento nostro sarebbe al massimo di fare un punto di stazionamento a servizi di più di macro regione, nel senso che la richiesta che non viene fatta è che se fosse un punto di richiamo perché invece in tal monte tedesco già la dopring. Cioè, che sono di passaggi. Che sono di passaggi, si fermarsi e potrebbe essere che mettiamo fuori la nostra sede ed è un punto di richiarie, da lì con un tabellone informativo e magari mettendo ogni le bici elettriche su una potrebbe essere intanto che si chiama in 3 ore, fa un giro della vallata, la mangia, conosce un territorio, quindi che potrebbe essere un servizio aggiunto a costa relativamente basso. Perché la bicicletta invece, a differenza da macchine, è un discorso invece più fattibile, è un discorso che però va più su palline turistiche. Sì. Pure. Però sai, se tu tacca a metti d'ogni appunto, il turismo di passaggio, come tu dicevi tu, calza che chi è un po', cioè un po' la calpò torna a chiamare la macchina, in più magari come che tu dicevi se sono le biciclette, quindi mettendo d'ogni sono, sì, è importante anche per
per il discorso turistico, se Sì. sta qui a lavorare su più front, no? Diciamo, quindi sulla cultura, su ciò che offrono a che arrivi da fuori, sulla natura, quindi sì, mettendo tutti insieme alla fine magari poi senti che è una parte importante. Ma di fatti io ho detto che Cuca sta domandando di essere partner, si dice sì, sim partner, non si capofile di un'operazione del genere, perché non è il senso nostro di fare turismo, il nostro senso di dare un contributo, se si può, limitatamente a che sono le funzioni e gli obiettivi aziendali, in che direzione lì. Quindi noi su questa operazione qui si metteremo a servizio, visto che abbiamo comunque dei finanziamenti europei transfrontalieri scappati fino all'85% queste operazioni, si capisce che è un costo veramente limitato per poter dare un servizio territoriale non indifferente. Quindi noi già abbiamo un servizio a vonde spinto dal punto di vista turistico, fornendo l'energia, un pregio di vantaggio a promotore. Sì. Che col polo del Zoncolan e tutto là un indotto veramente largo, quindi diciamo che noi lo stiamo già facendo da tanti anni Sì. in una certa direzione. A chi si tratterebbe di dare un contributo modesto da parte nostra, però per un comparto importante, potremmo pensare che le stesse bicis ma anche dal punto di vista sostenibile, sì, per tante. Anche là in locale può dopo usufruire di una certa mobilità elettriche. Dopo quel che potremmo fare di più che viene discusso anche queste sere, l'eventualità, visto che le più richieste comunque formulate in tal senso, viene una centrale idroelettrica che di noi ha scadente in opere d'arte che nasce anche con un aspetto estetico e artistico, di fa magari durante l'estate, quando c'è qualche occasione particolare, anche il Palio d'Astiaroggio, piuttosto che altre manifestazioni, di poter anche viaggiare su prenotazione e creare che diventa una val dell'energia da candere mille spiezzi, perché ad estate hanno passato una serie di critiche, per esempio la realizzazione delle cabine in beton che sono su palline interrate su palmo stiardo. Non resteranno così, saranno rivestite in sei clap, contenta che tu mi dici queste se lui robe? togliesse il bilancio dal 2016, sì. di da ora davanti Che e però- da ora sono le immagini di ciò che verranno Ciò che realizzate. verranno. Quindi questa qui sono le immagini per più si fregge di un progetto dell'architetto Federico Mentil che l'ha Sì. chiamato premi nazionali, non so se addirittura internazionali, alla Biennale di Architettura. Quindi ecco. può ripiacere, non può ripiacere, i gusti sono comunque soggettivi, però è un dato del clap fatto è lento, mi sembra. che verranno fatte sì in maniera anche moderna, come che le stile dell'architetto, ma comunque sono state riconosciute dalle commissioni paesaggistiche come un modo di riqualificare quel che è un elemento strettamente tecnologico. Se no, arrestano come che io dei sattori in petto magari per fabbricare, che dopo un TDA in scuola plo diventano tutte snere, Griges, sì. e quindi diciamo, sotto questa aspetta che si crea comunque una linea con punto senti di osservazione territoriale. E allora, visto che le centrali sono super una direttrice da piste ciclabili, Sì. come va in Pals, noi già là il point di collegamento all'altezza da Struttes per il passaggio, il point ciclopedonale coperto in legno. Quindi è presumibile che su che direttrice lì attaccherà a girare anche un flusso di gente turisti che comunque anche dal puesto che va a farsi a passeggiare il giro. Cioè non stiamo sempre di turisti. Beh, ma anche facendo semplicemente un ragionamento energia di una volta, energia di comò, con il vaio di la fari di Checco, con il vaio di la segherie di Testeons. Appunto. Quindi poi si è fatto un discorso anche da ieri ad oggi magari, no? Quindi sì, si può fare anche voi come comune state investendo qui per il recupero dei fortins, la Tormo Stiarde, state investito per il recupero da farie da segherie veneziane che da ciò che mi risulta è domenica di Apples di là da Var, recuperate in che maniera. Forse anche alc di simile anche a Paular, ma non sai a che punto che è dal restauro. Ecco. Quindi diciamo che lì tu puoi creare un pacchetto lungo la ciclabile, dove che tu arrivi, tu partisci da Noiare, se tu arrivi su fino al Fontanon. Quindi tu puoi intrecciare il nostro partner austriaco Klaus, dice che lui ha il Lag Vert, ha i suoi implants e fa un discorso transfrontaliero, cioè che con la scusa dell'energia tu porti persone dal territorio e stanno qui magari 2 o 3 giorni
ma farsi dopo conosci la Grande Guerra piuttosto che altre robe che sono sul territorio, e quindi l'idea nostra è, se si viene a mettersi in un discorso di mobilità elettrica limitatamente in che scarsa chi è ciclabile, deve essere un progetto integrato territoriale, da che vari comuni si mettono in da loro, da che ad esempio può essere Paluce e Sudri avranno i loro punti preferenziali per fare un punto di richiari, poi in su a Tamau, da che è il museo a Tamau, e da lì dopo tu puoi partire e fare un giro o da lì partire anche in Austria stesse. La Termes di d'arte piuttosto che il museo archeologico di Giui, Paulardi che ha te bande, Davar, per arrivare su a Comelians e Ravasclay, cioè sì, dopo tu puoi mettere la storia, sì, la geologia, perché viene anche il centro visite, che l'anno passato ha avuto un buon tic di int che è stato a visitarlo, no? Sì. Che è dai laghetti, per No, dire. sai. Quindi hanno diverse vieles robe da iode. Si tratta come che tu li studi e mettile in collegamento. No? Ecco, quindi e se lì... Turin senti è facile raggiungile, magari, perché magari, non sai, la corriere all'edificio, il Carivi, no? Se tu hai la possibilità di là con tu una bicicletta pedalata assistita, allora la roba che insomma anche a funzionare. Se no? Dall'Alto Adige ormai hanno il boom per loro ciclabili di bici elettriche assistite, ormai anche un cittadino senza muscoli all'inforti e la bici e pedalando come in planore va a farsi un giro su da noi, e quindi cioè, io ritengo che in queste ottiche il contributo propositivo di SECAB è di, no, se qualcuno la chiappa in mano, non si che viene a chiappare in mano, che certo, noi che, di competenze. se qualcuno lo chiappa in mano, noi approfondire il ring, io da ring a livello di consiglio di amministrazione, qual che sarà la nostra quota che possiamo dedicare a un progetto territoriale, torna a dire, non mi interessa di Stato a Baiano, non interessa nessuno in consiglio di amministrazione, ai singoli, non si interessa che sia la territorialità di questo progetto qui. Se no sono tante smosce sblanche che partiscono e che dopo al primo fretta muoiono, quindi in già io do masse di queste operazioni in vari settori, quindi in via di caldamenti i vari amministratori a tabagliarsi e fare in modo che i progetti a setting da loro complessi appunto condividuti e integrati in tutto questo, quindi noi siamo al pari che siamo per il discorso dall'internet, da bande larghe, dal wifi ci sarà, comunque noi siamo disponibili, non scegliamo sicuramente le spuartes a nessuno. Bene, sto pensando a un cittadino, un compaesano, che mi domanda sempre appunto di queste cabine dal Mostiar, no? Che mi dice sempre, oh, che brutte scassone, e io dico, sta quieto, io da rasca venire più belle, quindi sei contenta che ci domandati, tu hai spiegato un po' queste robe importanti, perché sai tu, per qualcuno, giustamente, all'importante l'economia, però l'importante è anche il voli, no? Io ho delle robe belle, o io ho delle robe brutte, specie in un look biel come il Mostiart, alle clar che fa una grande differenza, no? Quindi lo saluto in particolare, questo concittadino stinga di Cucalè, perché sicuramente lui saprà con cui che sto chiacchierando. Bon, vino finito vostro di Alcati? Beh, dice che in tal senso verranno di avanti anche tra le zeros dopo, quindi... Verranno anche io, sto che verranno anche gli avanti. Da che è possibile di interare le linee, soprattutto in media tensione. Partirà, non sai se che stanno il prossimo anno anche l'interamento della linea che va su a 3 per di, quindi progetti in parallelo a queste cose si continuano a fare, anche che in una chiesa normale sarebbe in manutenzione ordinarie o straordinarie, che sono vari interventi, ma con super media tensione di interale, in modo da sicurezza di continuità dal servizio. E migliora anche un po' l'estetica. E dopo l'estetica, chiaramente, se che si va, pai e via dicendo, attorno alle tutte le migliorie. Quindi, bisogna non proseguire anche ciò che sta fatto al passato, ma che avanti al futuro, si sta impegnando con tante energie, a stare da ora ciò che viene descritto in questa rotta qui di Tabaiade. Quindi, dopo vorrei spiacere che alla prossima assemblea a setting avonde soci che vengono su al palco a dire la loro o comunque venite in sede, cioè io se voglio croce ogni giornata la binore i passi in sede, quindi se non sei che poi appuntamento, se volete approfondire, fare domande, capire
SECAM noi me, noi dei consiglieri, noi dai operari, sai, dei 3.000 soci, tra cui sei io, un altro svot consiglieri, un direttore, una ventina di dipendenze. Cioè, ma Sì. SECAM è dei 3.000 soci. E quindi venire tranquillamente e ti abbrondola che tanto, cioè, dopo O si domandare spiega. spiegazioni, insomma, Cioè, no? dopo si spiega ciò che si arriva a spiegare, dopo uno poi resta da sua opinione, si idee, però al manco si sente, si capisce, numeri alla mano, no chiacchiere da osterie, numeri alla mano, ciò che si può fare, ciò che non si può fare. Quindi, sotto che sta spiegando, io non ho nessun problema a discutere con i vari soci. Se dopo delle iniziative, aspettative, che poi coinvolge SECAB, la ragione, dopo se è una roba che si può fare, si fa, se no, assaggio altri interlocutori, non sanno che hanno fatto tutto perduto, quindi, cioè, noi facciamo un nostro compito ben preciso, su che li viene dei margini, come che sono le mutualità, senti di interessarsi a certi aspetti territoriali o altre situazioni che possono venire fuori, generarsi anche dal futuro. Quindi questa è il mio invito, auspici e mi auguro che venisse in assemblea al mese di mai, come ogni anno, a 29 se io di quel che saranno i sviluppi progettuali in corso e discutere in tesore e capire effettivamente qual è il futuro della società stessa. Benissimo. Quindi, vi Può darsi ringrazio. che dal frattempo, magari un toro aprile, si torna a chiattare e se hanno novità, tu non sconti le novità, no? Perché mi piacerebbe proprio le realtà come la Pancop che viene presentata la settimana passata, la SECAP, per certe realtà importanti dal comune, secondo me sarebbe anche bello, con una certa regolarità, chiattarsi e contare c'è che di nuovo, c'è che si muove, no? Può anche fare questo tipo di discorso. Sì. Beh no, io sono proprio contenta di questa bella chiacchierata che mi ha fatto snot, sperando di aver spiegato tutto bene, più semplice possibile, in modo che sì, di aver renduto le cose facili da capire, us diamo appuntamento a prossime volte dal nostro comune, state bene, in salute e tenisci da conto. Buonanotte. Mandi a tutti e si vediamo alla prossima occasione.